fedeltà alla vita degli altri. Tornando all'amicizia, sembra che Barnaba sia veramente un bel esempio di amico. Della sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Ecco, io farò una rievocazione, una commemorazione di Padre Puglioni, farò una testimonianza sul Padre Puglioni e soprattutto vuole essere il mio intervento una testimonianza di gratitudine nei confronti dell'intera Compagnia di Gesù e di alcuni gesuiti che hanno attraversato la mia vita nella speranza che in quelle cose che io dirò qualcuno di voi si riveda, si identifichi, perché più o meno tutti quanti abbiamo avuto le stesse esperienze. L'ho intitolata a Padre Giovanni Puglioni Piscator. Perché Piscator? Questa era la qualifica con cui il catalogo della provincia torinese della Compagnia di Gesù attribuiva a Padre Puglioni in quegli anni, almeno questo è il mio ricordo, perché stiamo parlando di pochi anni fa. Nell'estate del 1952, esattamente quindi 70 anni fa, naturalmente dire 70 anni fa dice quanti anni ha questo vecchio, e ne ha parecchi. Probabilmente sono il più anziano del mondo, anche gli anni. Esattamente 70 anni fa Padre Puglioni fece diverse visite a Villanova Monteglione, che è il mio paese. Cercava bravi ragazzi, come eravamo tutti noi, da portare a Bonorva, dove stava per nascere una scuola apostolica per la formazione di futuri missionari gesuiti. La nostra parrocchia di San Leonardo non gli era sconosciuta. Dal suo curriculum vitae, scritto da padre Guglielmo Pieretto e fornitogli nei giorni scorsi da Giampiero Rioli, ho appreso per la prima volta che proveniva dal clero secolare della mia diocesi di Alghero. Conosceva quindi il nostro storico parroco, ha fatto il parroco per oltre 50 anni, Don Salvatore Uda, ma conosceva soprattutto i due viceparroci, Don Bernardino Murgia e Don Giovanni Faeda, con i quali era stato compagno di studi nel seminario regionale di Puglia e forse anche in quello minore diocesano. Don Murgia era l'assistente dell'azione cattolica ed io ero tesserato tra gli aspiranti. Mi aveva anche preparato per l'esame d'ammissione, allora si usava così, con la segreta speranza forse che poi andassi in seminario a Alghero, scelta che io non ho mai considerato. Conclusa la scuola elementare e l'esame d'ammissione, già durante l'estate andai a lavorare come malabaratore dell'impresa artigiana di uno zio materno. Nel mese di luglio di quell'estate del 1952
A noi grandi infatti era riservata quasi un diritto di prelazione del servizio liturgico domenicale. Fu così che una domenica, di quel mese di luglio, entrato in sagrestia per seguire la messa, trovai padre Pugioni attorniato da un numero di chierichetti che parlava con grande entusiasmo di missioni e di missioni. Terminata la messa, mi prese in disparte e con il suo fare ammiccante e con parole appena sussurrate mi chiese se avevo ancora voglia di andare a studiare. Risposi che lavoravo già da 3 anni, quella che io ho sempre chiamato la mia vera università. Quei 3 anni come lavoratore sono la mia vera università. Il mestiere di lavoratore mi piaceva e portavo a casa già un salario di 450 lire al giorno. Ne avrei certamente parlato in famiglia, ma soprattutto sarebbe stato importante che andassi lui a parlare con mio padre e con mia madre. La voce della presenza in parrocchia di un missionario e per di più gesuita si era sparsa velocemente e fu mio padre, rientrato a casa da messa, a chiedermi notizie. La parola missionario ha sempre un punto di alta considerazione nella nostra comunità. Chiamavamo infatti missionari i predicatori delle missioni popolari ed i quaresimalisti, oltre a quelli che effettivamente erano andati in missione. E Villanova aveva diversi missionari, soprattutto aveva diverse missionarie suore. Non parliamo poi dell'ammirazione che riscuoteva la parola gesuita. Nel nostro immaginario era sinonimo di sacerdoti particolarmente esemplari e colti, anche perché Villanova aveva allora 2 sacerdoti gesuiti, padre Mario Cavaresu e padre Francesco Tiras, che trovavano di grande stima e considerazione e che la mia famiglia conosceva molto bene. Villanova ha ancora una gesuita, che è padre Gian Pietro Bianchi. Per tutte queste ragioni, l'idea di poter andare a studiare dai gesuiti non fu esclusa a priori. Si aprì quindi una lunga interlocuzione tra la mia famiglia e Padre Pugioni che si concluse il giorno dei Santi del 1952, quando venne a prendermi per portarmi a Bologna, ultimo arrivato di quella dozzina di ragazzi che diedero l'inizio alla scuola apostolica. Quindi ho il titolo di decano tra gli evangeli delle scuole apostoliche, perché sono l'unico del primo anno che frequenta questo nostro gruppo. Purtroppo non so quanti siamo ancora in vita, non lo so. Non ho mai saputo come e perché Padre Pugioni avesse messo gli occhi su di me e non abbia desistito fino a che non l'ho seguito. So solo che quel viaggio ha cambiato radicalmente la prospettiva della mia vita e non ho mai dimenticato le parole di mia madre nel salutarmi. Sono contenta che vado a studiare, ma quanto mi mancheranno quelle 450 lire al giorno. La nostra infatti era una famiglia di 9 figli e io ero il terzo. Con Padre Pugioni ho vissuto solo 2 anni, gli anni scolastici 1952-53 e 1953-54. Non ricordo sia stato mai un mio insegnante. Dopo di allora ho avuto con lui incontri saltuari ed occasionali. Eppure mi sono rimasto talmente legato che alla sua morte non ho potuto non partecipare al suo funerale e il suo ricordo non mi ha mai abbandonato. Mi sono rimasti impressi la vivacità dei suoi occhi profondi
del suo viso, il parlare affabulatorio è sempre sottovoce, l'intenso raccoglimento durante la Santa Messa, caratteristica di tutti i padri gesuiti questa, e il lungo ringraziamento, la solitaria lettura del breviario e la recita del rosario percorrendo a patto spedito il piccolo campo di calcio. L'allegria delle canzoni di montagna durante il gite e soprattutto dei campeggi di San Leonardo del 1953 e di Scalo Montiferro del 1954. Esprimeva una religiosità popolare per la semplicità e l'essenzialità delle devozioni che praticava e che promuoveva, quelle che tanto piacevano a mia madre e a mia suocera che incontrava qui a San Michele per portarle anche lei il Vangelo Ovolo della Vedova per l'operazione Attica. Ma era anche la religiosità che seduceva migliaia e migliaia di giovani dell'intera Sardegna. Questo lo possono testimoniare, credo, altre persone che lo hanno seguito molto più di quanto poi non abbia potuto seguire. Non so se padre Bugioni avesse mai letto quel bellissimo libro di Giorgio Miraco, Le attese della povera gente. La sua opera di cercatore di vocazioni, a mio parere, ha risposto pienamente a una di quelle attese. Potrei far studiare i propri figli, questa è una delle attese della povera gente di cui parla la Mira in quel libro. Potrei far studiare i propri figli. Nella Sardegna dei piccoli paesi degli anni 50-60, i figli della povera gente, nel senso che gli dà la Mira, per poter studiare, andavano nei seminari diocesani o in quella miriade di scuole che ordini e congregazioni religiose avevano aperto da nord a sud dell'isola. I gesuiti a Manorba e poi a Cagliari, i salesiani ad Arborea, i salviniani a Maconere, i padri della missione a Sassari, i Quini a Sassari, i mercedari a Cagliari, gli Scolotti a San Luigi, eccetera. Panaglioni non ha praticato la pesca a strascico, che raccoglie tutto quello che trova nel suo percorso. La sua pesca l'aveva indirizzata verso i paesi dell'interno, di cultura agraria, pastorale e artigianale, di forte tradizione religiosa e tra le famiglie con più figli. L'aspetto più sorprendente è che i giovani pescati, cioè tutti noi, proprio perché inseriti in un processo che strutturalmente andava alla ricerca di una possibile vocazione religiosa, sacerdotale e missionaria, ne ha parlato già Pietro, mi fa piacere, abbiano ciascuno potuto riconoscere la propria vocazione e l'abbiano potuta liberamente seguire, ricevendo nel contempo dalla lungimirante generosità della compagnia in più occasioni gli aiuti necessari per poterla anche realizzare. Ciascuno di noi è così cresciuto in scienza e coscienza, diventando capace di scelte responsabili. Ciascuno si è esercitato nel governo della propria persona e nel controllo delle passioni e dei sentimenti. Ciascuno ha scoperto l'altro, spostandosi di metterlo in armonia con Dio, avendo realizzato che insieme è meglio. In una parola, ciascuno è stato preparato alla vita con la consapevolezza di dover adempiere a una chiamata. Oggi, insieme con Padre Bugioni, desidero ringraziare e ricordare quelli che fino alla loro morte ho chiamato i miei maestri. Sono due gesuiti, Padre Saverio Corradino, per l'acutezza dell'intervento, per la profondità e l'ampiezza della sua cultura, è stato definito l'Erasmo del XX secolo. Egli è stato il maestro impareggiabile
nella edificazione della mia umanità. E padre Mario Reina, esperto di problemi del lavoro e di politiche sociali, di aggiornamenti sociali, ispiratore e maestro del mio servizio professionale al lavoro e all'impresa. Di passaggio da Roma a Milano non ho mai mancato di cercarli e di incontrarli, riuscendo a volte a portarli a cena per godere appieno della loro straordinaria compagnia. Viva gratitudine infine desidero esprimere ai padri e ai fratelli che ancora oggi mi onorano della loro stima e della loro amicizia, ad iniziare dal padre Enrico e dal padre Gianpietro. Padre Gianpietro, tra l'altro, io lo chiamo il mio quarto fratello. Grazie. Grazie. Questa è la mia Di noi, come dire, sono stati pescati così. Tra l'altro, non so se si possa dire, Chiesa era un simpatico rompiscato, perché andava a dare fastidio ai parroci e ai preti secolari che erano per la pesca a strascico, per usare i termini di Giovanni, e ricordo che a Fondi i frati, c'erano due parrocchie a Fondi, i frati francescani che tra l'altro avevano il loro seminario al collegio a Bonova, e si offesero a morte con mio padre e con mia madre per questo lavoro fatto da padre Giovanni a Fondi, entrando direttamente nelle scuole, non so come faceva, andiamo, insomma, passava dappertutto. E lui ha pescato moltissimi di noi in questa maniera e, come diceva Giovanni, nei paesi, soprattutto nei paesi dell'interno, soprattutto nei paesi dell'interno, le province di Sassari, di Nuoro, parzialmente Oristano e un po' meno Cagliari. La pesca poi è aumentata dopo il trasferimento a Cagliari della scuola apostolica, dopo purtroppo l'abbandono di Bonova. Ecco, adesso io darei la parola a qualcuno di voi, abbiamo un po' di tempo, per una testimonianza, ricordando anche che il 16 ci sarà il convegno proprio sul centenario nella facoltà teologica. Poi sono venuti alcuni amici dell'associazione che cura come dire, tutta la battaglia procedurale per la santificazione di padre Giovanni, e hanno curato anche la pubblicazione di un libro che verrà distribuito durante il pranzo per coloro i quali sono interessati. Io ne ho già prenotato un'altra copia per il mio amico Guido Tendas, sindaco emerito di Oristano, che oggi fa i balanti alla maglia 98enne, non è potuto venire, ma alcuni di noi possono intervenire. Credo che Antonio Sannia voglia dire qualcosa. Tra l'altro, sempre sulla questione di padre Pugioni, il 16 di luglio a Borore, suo paesino natale, ci sarà proprio uno specifico convegno in cui verrà ufficialmente anche presentato il libro di padre Simula su padre Giovanni. Un altro che aveva prenotato il libro è Giovanni Serra e tanti altri, per cui oggi farete anche affari. Antonio, io darei la parola subito ad Antonio, e poi c'è con lui Tonina Orlu, che era una delle colonne del provveditorato agli studi, che io facevo impazzire regolarmente. Fatto in mano, prima non lo stavo riconoscendo. Che poi saranno con noi. Lui mi ha riconosciuto. Io do la parola a Tonino, che sarà abbastanza breve, perché poi avremo tante occasioni. Tutti conoscevano padre Giovanni, compreso quando riempiva Cagliari di volantini su un monomotore che riusciva a far decollare a Monserrato, e poi passava anche sotto la scuola apostolica, salutandoci quasi un periodo, perché quelli dei primi anni si ricordano bene, proprio lui ha anche fondato prima tra i ragazzi degli interni degli apostolici la Lega Missionaria Studente, nella quale io non entrai subito. Io ho avuto l'onore
per un uomo che, riprendendo la parola di oggi, dice gratuitamente hai avuto, gratuitamente hai dato. Non aspetta a me dire le opere di carità che Padre Giovanni ha fatto, che sono sulla bocca di tutti lo conoscete, e soprattutto quello che era l'ambito della carità, della temperanza di questo mondo, quell'ascolto attivo che ha fatto sì che molti giovani, per i giovani nel suo mondo apostolico, nella sua pastorale, è riuscito a portare dentro quei giovani diseredati, gli ultimi tra i suoi discorsi, ma la carità non era riferita soltanto a quella, era anche all'ultimo che lui viveva nella realtà carmelitana, nella realtà nuorese, nella realtà sassarese. Anch'io mi ricordo tanto da quella quinta elementare del Padre Giovanni, però il mio cartellino è stato firmato per i Saveriani, quindi mamma dice deve andare dal Padre Saveriani a mamma me, e così. Quindi, leggendo il Padre Giovanni, cosa mi viene da dire? Intanto, sempre sulla parola di oggi, una vita. Il termine che più ricorre nella genere degli anni spirituali del Padre Giovanni è la ricerca di una vita nuova. La ricerca di una vita nuova impostata verso quello che è un platto, l'amore verso il cuore immacolato di Maria e verso il sacro cuore di Gesù. Lì il movimento sacerdotale mariano, il gesuita che veniva dalla scuola del Sacro Cuore, e Padre Goppi che gli chiedeva invece di fare riferimento a quello che era il cuore immacolato di Maria. Lui mise insieme entrambi i cuori per farne uno solo. Giovani per i giovani, con Padre Quercia, che forse voi conoscete, portò avanti tanti esercizi spirituali, tanti modi cioè coinvolge tante persone. Addirittura rimane a fare dei corsi di formazione, il Coram, no? Dei corsi di formazione mariana a San Sussurro, alla Commissione degli Studenti. Operazione Africa che altro non era che lo specchietto che consentiva di portare dentro i giovani. Quindi con un'opera di carità nei confronti delle cose dell'Africa portava dentro gli altri giovani e che ammaliati dal suo ascolto, dal suo carisma, dal suo continuo, stare dietro, prestare attenzione, coinvolgere, eccetera, riuscivano poi a convivere, a portare avanti questa esperienza del lunedì per gli anziani, per mercoledì cominciato il mercoledì per i giovani e del venerdì per gli animatori. Molti di questi giovani andarono, adesso non so chi di voi andarono con lui in Africa, andarono a Mosambito per fare appunto il famoso ospedale Sardegna. Lui chiaramente portò a questi giovani che quella che fu l'esperienza del rinnovamento carismatico, la spiritualità del movimento sacerdotale mariano. L'aspetto della spiritualità di Padre Giovanni è anche la gratitudine. Lui, nonostante le varie peripezie che ha avuto all'interno, chiunque di noi ha avuto dei problemi, chiunque di noi chi è che non ne ha avuto? Chiaramente diversità di opinioni, momenti di confronto, e lui era un po', come dire, in sangue, appunto su, nel senso che lui preferiva passare le ore del suo studio qui all'ospedale qua sopra per attendere la gente in sala pro, perché quando entrava al carro di pranzo, nel momento in cui mi risulta che i gesuiti dovevano stare insieme a noi di umanità, perché mi spiegavano che la liturgia delle ore, mentre i benedettini, tutti gli altri ordini, San Michele, eccetera, hanno la liturgia delle ore comune, qua un metodo di incontro e un metodo di pranzo. Lui questo non aspettava, ma preferiva avere due barattolini di marmellata, però posso confessare e ricevere 40 giovani, 40 persone e quindi capire che non ne fosse bisogno di questa gente qua. Faccio parte di quel gruppo che vede sempre più grande in questo momento, che ci porta ad affrontare il cammino verso quello che ci auguriamo sia la sua beatificazione come San Giampiero. Ci vedono gesuiti, amici di Padre Giovanni come associazione, perché questa è un'associazione, perché bisogna che ci sia una parte attore, questo qui, un postulatore che ci rappresenterà, e poi voi. Ecco, quindi noi chiediamo di fare gruppo, perché questo è l'invito che facciamo, di essere veramente uniti nel nome di Padre Giovanni, perché no, ma soprattutto del buon Dio e della sua volontà. Vi aspettiamo il 16 giugno qui alla Romagna, ma vi aspettiamo il 16 luglio a Borne, nella chiesa di San Ossorio. Il titolo della manifestazione è Sulle orme di Padre Giovanni. Padre Giovanni è nato a Borne, viene
frequentato le scuole di Alghero, Seminario Maggiore di Gubbio, e poi entrato il 15 settembre del 45 nei Gesuiti, scuola di Cuneo, e poi ho lavorato sempre con i giovani, quindi giovane eravate voi, giovane ero io. Se siamo qui con una certa alle spalle, perché comunque con la vita loro che lui ci ha insegnato, dimostra che è qualcosa seguito, e di questo rendiamo grazie al buon Dio e alla sua Mamma Celeste. A te lo santo. A margine del pranzo leggerà una poesia che aveva anche preparato per l'occasione, per questa occasione, insomma. E visto che adesso ci sarà un mese intenso, il 16 giugno, il 16 giugno, non so se ci sia qualcun altro di voi che vuole, c'è Salvatore Forza. Buongiorno a tutti, un saluto affettuoso. Veramente questo appuntamento annuale sta assumendo anche per noi un appuntamento che aspettiamo per rivedere anche tutti i miei vecchi compagni, gli amici delle scuole, della scuola apostolica di Bonorva. Mi fa sempre molto piacere e devo dire che malgrado l'età i ricordi in tutti noi sono molto vivi, anche della nostra adolescenza e della nostra frequentazione presso la scuola di Padri Gesuiti. Io sono di Bonorva, per cui fu uno sbocco naturale che, finite le scuole elementari, venni iscritto alla scuola media a Bonorva. Tra l'altro avevamo una conoscenza di un grande gesuita, anche lui bonorvese, che è stato compagno di scuola di mamma e grande amico di famiglia, che era il padre Iosto Sanna, per cui attraverso padre Iosto venni iscritto nella scuola, nella prima media nel 1957, e ho frequentato la scuola Bonorva 57, 58, 59 anni, in cui i padri poi lasciarono e si trasferirono a Cagliari. Conobbi proprio padre Rugioni nel 1957. Scusate, è vero che viene chiamato spesso padre Giovanni, ma io l'ho sempre chiamato e lo conoscevo come padre Rugioni e continuo a chiamarlo padre Rugioni, che ebbe un ruolo importante nella mia formazione sia umana che spirituale. Lo vedevo poco durante l'anno scolastico perché lui andava, come è stato definito, da grande e appassionato pescatore, andava a pescare nei vari paesi della Sardegna. Ma durante l'estate, quando i ragazzi rientravano nelle loro famiglie, io, essendo e stando a Bonorva, tra l'altro ero insieme anche al mio amico Luciano Selis, noi eravamo semi-interni, in effetti praticamente abbiamo vissuto insieme agli interni tutto il giorno, perché iniziavamo ad andare a scuola la mattina, ci fermavamo per il pranzo e rientravamo alle 7 del pomeriggio, alle 19 a casa, quindi tutto il giorno lo trascorrevamo insieme anche agli interni. Quindi padre Rugioni durante l'estate stava un pochino di più a Bonorva e io tutti i giorni andavo, era una questione di abitudine, e andavo alla scuola apostolica e incontravo padre Rugioni. Ho fatto con lui diversi viaggi, con una non in perfette condizioni, e devo dire che mi ha fatto prendere qualche spavento perché non era un eccellente autista. Con la Dauphine. Per cui però andavamo con questa macchina, sono stato a casa sua a Morore diverse volte dalle sorelle, e poi mi portava in giro quando lui andava per questo suo missione, diciamo, per vedere i ragazzi, appoggiandosi, ed è stato anche questo detto, generalmente ai parroci o ai viceparroci, perché poi confermo, li conosceva molto bene tutti dalla sua esperienza di sacerdote secolare, e quindi aveva una strada un pochino più
io aperta, ecco, per poter vedere e frequentare i ragazzi. Io andai via nel 59 e adesso non voglio raccontarla, ma è proprio grazie a Padre Preto, perché ero uno di quei ragazzi che era stato segnalato per poter continuare poi andare a Puglia, non mi ricordo dove si andava, e devo dire che sia il padre Cavagliari che il padre Fogliatti. Il padre Cavagliari era allora rettore della scuola e insomma fu una cosa anche nei confronti del padre Preto abbastanza comoda frequentare. Andai a Sassari dove continuai i miei studi sino alla maturità. Mi trasferì a Genova, scusate, vi perdo perché c'è un altro collegamento con padre Puccioni. Sono stato a Genova 2 anni e mezzo, quasi 3 anni, e poi rientrai a Cagliari nel 66. Ricevetti una telefonata di padre Puccioni che aveva saputo attraverso padre Sanna, perché lui era a Genova, poi era tornato, che ero rientrato a Cagliari. Mi disse: guarda, ho piacere di vederti, di salutarti, ti devo parlare anche di una serie di iniziative che sto portando avanti. E fu lì che stava allora nascendo la Lega Missionaria Studenti e l'operazione Africa, e fui coinvolto anch'io, insomma, da giovane insieme a tanti amici in questa bellissima esperienza. Poi continuai a vederlo negli anni successivi e sempre praticamente sino alla sua scomparsa. Ecco, era questa mia breve testimonianza di affetto e di riconoscenza che ho voluto trasmettervi nei confronti di padre Giovanni Puccioni. Grazie. Non so come trovarti, non so dove cercarti, ma sento una voce che nel vento parla di te. Quest'anima senza cuore aspetta te.
that I've heard of once in a love. Somewhere over the rainbow skies are blue. The dreams that you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops way up above the chimney tops. That's where you find me. I know somewhere the rainbow